Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mi presento, Stefano Sisto, Regione Veneto, lavoro per la direzione turismo. L'intervento verrà fatto diciamo in tandem con il dottor Diego Gallo, che è un collaboratore di Etifor che lavora per la Regione, che dopo presenterò meglio. E insieme, innanzitutto porto comunque i saluti della Regione dal punto di vista istituzionale, i saluti dell'assessore della Regione. Abbiamo avuto piacere a sostenere questa bellissima prima iniziativa. Si sente bene? Sì. I saluti anche del direttore della direzione turismo, il dottor Viti, che oggi non ha potuto essere presente. L'intervento che in questo confronto a tre, ecco, l'intervento che faremo noi è un po' allo scopo di andare a inquadrare un po' l'importanza del cicloturismo per il comparto turistico della Regione Veneto, in particolar modo mirare, centrare l'attenzione su quelle che sono le cose attualmente più innovative, le novità, le innovazioni per migliorare il comparto e la qualità dell'esperienza, della fruizione dell'esperienza turistica, in particolar modo con la presentazione di una carta dei servizi di cui poi parlerà il dottor Gallo. Quindi questa presentazione è suddivisa diciamo, in tre parti con delle conclusioni. Delle prime due farò qualche breve cenno. Innanzitutto una premessa importante prima di parlare di cicloturismo è quello di andare a di andare a inquadrare il cicloturismo nell'ambito del turismo territoriale, cioè di una peculiarità fondamentale che distingue il cicloturismo da altri prodotti turistici, in quanto per turismo territoriale intendiamo sostanzialmente un turismo che sia frutto dell'interazione, della collaborazione tra operatori turistici diversi, sia istituzionali che privati, che mettono a disposizione competenze e servizi e che si integrano in un territorio, diciamo, in maniera complessa. La caratteristica del cicloturismo è quella che non si svolge in un punto, in un luogo, ma che è condizionato, favorito ma anche condizionato dalla stretta interazione tra il territorio, tra chi gestisce i servizi, tra il turista, quindi in una logica molto articolata che ha un grado di complessità anche molto elevato, come vedremo. Il turismo territoriale si inquadra sostanzialmente in una filosofia nuova di fare vacanza, dove diciamo, gli aspetti fondamentali sono la cura e la cultura dell'accoglienza e soprattutto la ricerca di autenticità. Quindi, ecco, il passaggio fondamentale, cioè quello che contraddistingue il turismo, è il passaggio da una logica di tipo, come dire, aziendale, corporate, a una logica di comunità, una logica di rete, una logica che mette in rete quindi gli operatori, il turista e il territorio. Il passaggio da un approccio corporate a uno di community fa sì che non si parli, diciamo, l'approccio corporate è quello sostanzialmente, non so, delle imprese alberghiere di una località turistica di mare, ecco, quindi un certo numero di imprese, pensiamo alle nostre spiagge del litorale adriatico, Jesolo, che sono formate dalla capacità imprenditoriale di un gruppo, come dire, di pionieri illuminati che hanno creato un prodotto turistico. Ecco, nel cicloturismo, pur essendo importantissima l'iniziativa l'intraprendenza e la capacità individuale, non sarebbe possibile gestire il prodotto se non si rafforzasse invece il concetto di rete, dove tutti gli elementi devono integrarsi tra di loro per poter dare questo servizio.
Ecco, questo si vede, il tema della complessità del turismo territoriale lo si vede, ecco, in questa slide dove si mette in evidenza come il cicloturismo sia risultato di standard di qualità innanzitutto nelle infrastrutture, perché se non c'è un'infrastruttura valida su cui pedalare, diciamo, ci manca la base fondamentale, sia dal punto di vista della realizzazione, ma soprattutto dal punto di vista poi della gestione. C'è necessità di di standard di qualità anche per quanto riguarda tutti i servizi che gravitano sul cicloturismo, come è stato già evidenziato, i servizi di noleggio, i servizi di accompagnamento, ma anche gli standard di qualità dei servizi poi di accoglienza, di ricettività, di ristorazione. Ecco, tutto questo, quindi tutti questi standard e i fornitori di questi servizi sono integrati tra di loro e naturalmente possono funzionare solo in una logica di territorio in cui vi sia un soggetto che faccia un po' da regia e da connettore. Quindi quello che vogliamo ribadire, che ribadiamo spesso, è l'importanza che il cicloturismo sia collegato strettamente anche al gestore della destinazione, all'organizzazione della destinazione, alla cosiddetta DMO, cioè Destination Management Organization, quindi l'organizzazione pubblico-privata che sovraintende alla gestione dei servizi turistici di un determinato territorio. Pensiamo alle spiagge, ma pensiamo alle Dolomiti, pensiamo al lago di Garda, eccetera. Quindi, proseguendo, oltre che complesso, il turismo in bicicletta, il cicloturismo, è un turismo anche di tipo specialistico. E non è quindi un prodotto unico, ma è un prodotto differenziato che riguarda diverse e diversificate nicchie e segmenti di mercato, come vedremo. Ma c'è anche da tenere conto del fatto che il cicloturismo poi impatta con il diverso livello di cultura della mobilità ciclabile, che è diverso anche a seconda dei paesi, all'interno dei paesi, a seconda delle regioni. Ecco, il concetto la cultura della mobilità ciclabile fortunatamente sta crescendo e questo evento ne è sicuramente una testimonianza. Quindi un settore che è in continua evoluzione anche dal punto di vista tecnico e tecnologico, come è possibile vedere, è già stato accennato prima, anche da come sta effettivamente aumentando il mercato della bicicletta e per alcuni settori, appunto come la bicicletta, come l'e-bike o come il gravel, sta certamente esplodendo, come sa bene insomma chi va in bicicletta. È un fenomeno in crescita dove l'Italia recita un ruolo importante dal punto di vista produttivo. Lì vedete quel grafico da dove si evidenzia che l'Italia è al primo posto per quanto riguarda poi la produzione in Europa, per quanto riguarda le produzioni di biciclette, col 18%, immediatamente seguita dalla Germania e dal Portogallo, e più distante la Polonia ed altri paesi. Quindi sicuramente un paese in prima linea, ma non parliamo solo di vendita di biciclette, ma di vendita di prodotti turistici, di vendita di servizi, diciamo, informativi, quindi richieste sul digitale, accesso quindi ai vari siti, ai punti informativi e così via. Per concludere questa, diciamo, prima inquadramento, ecco, del cicloturismo come turismo territoriale, il cicloturismo quindi è un fenomeno che comporta il coordinamento di enti gestori diversi, comporta la necessità di una pianificazione concertata e anche è importante dire che si attua quindi in contesti rurali, quindi che devono tenere insieme, pertanto ribadisco ancora questo concetto, il territorio, tutti i soggetti, diciamo, che hanno un ruolo nella gestione del territorio, dei servizi privati e pubblici nella loro interazione con il turista. Ecco, fatta questa premessa, brevemente veniamo un po' a qual è la strategia del Veneto per il cicloturismo. Il cicloturismo è un fenomeno che stiamo
come regione e come anche enti territoriali, naturalmente cercando di accompagnare ovviamente assieme alle imprese già da diversi anni, a partire dal 2005-2010, c'è stata una forte attenzione al cicloturismo come un prodotto turistico inizialmente di nicchia, ma di nicchia ormai non lo è più perché rappresenta uno dei comparti turistici, diciamo, più importanti per la regione, perché poi intercetta trasversalmente tutte le destinazioni. Nella regione Veneto abbiamo la direzione infrastrutture che si occupa del tema infrastrutture, cioè la progettazione e la realizzazione delle ciclovie, anche con la collaborazione di Veneto Strade, e la pianificazione poi dei servizi intermodali, bicibarca, bicitreno. Per quanto riguarda la direzione turismo, della quale poi faccio parte, invece abbiamo quegli aspetti che sono più strettamente legati alla gestione turistica del prodotto cicloturismo, quindi il tema della governance delle destinazioni, supporto alle imprese turistiche che si occupano di cicloturismo attraverso anche incentivazioni finanziarie, come vedremo, insomma il tema della comunicazione, della promozione e della segnaletica. Quando parliamo di prodotto turistico bike, naturalmente non facciamo riferimento a un univoco prodotto, ma a diversi, come dicevamo, quindi la complessità, a diversi segmenti che vanno entrambi seguiti e accompagnati con strumenti diversi, con una strategia diversa. Quindi queste diverse modalità di approccio alla bicicletta, fortunatamente anche proprio per la ricchezza, la diversificazione del territorio, sono diciamo importanti tutte nella nostra regione, dal leisure bike, quindi turismo un po' più come dire, tra virgolette per famiglie, che si pratica su piste ciclabili e in questo caso i turisti vanno in bicicletta, a differenza del road bike, del mountain bike, che è un turismo diciamo un po' più sportivo, che si corre rispettivamente su strade ordinarie oppure su bike park in aree montane. In questo caso il turista corre in bicicletta, quindi ha anche delle performance e delle esigenze diverse. Abbiamo poi il gravel, giustamente, come è stato ricordato adesso, che è un fenomeno in larga ascesa e che sicuramente non abbiamo voluto trascurare anche come regione, perché diciamo è una filosofia ibrida che intercetta bene le esigenze di chi vuol percorrere sia le strade bianche sia ciclabili o ciclovie. È un fenomeno in larghissima ascesa e sul quale anche la Regione ha iniziato a partire dal 2021 a fare alcune azioni importanti. Ecco, questa è la rete, diciamo, la principale ossatura, possiamo definirla così, del prodotto turistico, del cicloturismo nel Veneto, che si basa appunto su escursioni, principalmente su escursioni e itinerari leisure, cioè escursioni sono itinerari di durata, diciamo, che è copribile nell'ambito della giornata, mentre gli itinerari leisure sono invece itinerari più lunghi da percorrere in più giorni, che intercettano diversi territori, diverse province e che interessano complessivamente tutta la nostra regione, dalla montagna con la lunga via delle Dolomiti, con la Dolomiti Venezia, fino al delta del Po, con l'anello della Donzella, con la via del mare, interessando sostanzialmente tutto il territorio, montagna, collina, pianura. Per quanto riguarda invece il road bike, naturalmente possiamo contare sulla presenza in Veneto di importanti percorsi legati al Giro, alle tappe storiche del Giro, che stanno andando a configurare anche un prodotto particolare, che sono le grandi salite del Giro d'Italia, e sul gravel, dove abbiamo iniziato a inserire, con la collaborazione anche delle destinazioni, i percorsi gravel scaricabili su Gravel in the Land of Venice. Quindi diciamo una complessità di offerta
che va naturalmente, sulla quale cerchiamo diciamo, di attuare delle politiche di coordinamento, sostegno, coordinamento per quanto riguarda innanzitutto la segnaletica, una segnaletica che è omogenea, definita a livello regionale e che attraverso una collaborazione con Veneto Strade a partire dal 2020 abbiamo come dire, riorganizzato e risistemato. Naturalmente strumenti di comunicazione e promozione che sono sia quelli classici, tradizionali, cartacei, che si trovano nei nostri IAT, nei nostri punti di informazione e accoglienza, ma anche in strumenti di tipo digitale, a partire dal sito regionale veneto.eu, ma soprattutto Veneto Outdoor, che è la app nella quale è possibile, diciamo, dalla quale è possibile scaricare tutti i principali percorsi di outdoor, incluso il cicloturismo, e che fa capo alla piattaforma Outdoor Interactive. Infine, dopo lascio la parola al dottor Gallo. Cosa facciamo? Abbiamo sostenuto, proprio per accompagnare la crescita e lo sviluppo di questo fenomeno del cicloturismo, che naturalmente ha delle proprie gambe, ma è importante comunque incentivare per indirizzarlo, diciamo, nella maniera più corretta. È stato favorito utilizzando i fondi, soprattutto fondi della programmazione europea. Negli ultimi 5 anni è stato possibile favorire la nascita di imprese turistiche legate al cicloturismo, quindi appunto per esempio quelle imprese di servizi erogati ai cicloturisti per il ricovero biciclette, riparazione di biciclette, legati anche alla possibilità di accoglienza, di pernottamento, ma anche la formazione, la realizzazione di reti in forma aggregata, di club di prodotto, cioè di reti di imprese di vario genere, sia imprese ricettive che imprese di servizi, che hanno dato luogo alla nascita, attraverso bandi che hanno favorito la nascita e lo sviluppo di queste reti diciamo, di imprese turistiche, la nascita di 9 club di prodotto che specializzati o comunque dediti in gran parte alla gestione e allo sviluppo del prodotto cicloturistico. Ecco, io a questo punto mi fermo qui e lascio la parola al dottor Gallo, che ovviamente si presenterà e che ci parlerà soprattutto di un tema per noi importante, che è quello della crescita qualitativa, non solamente quantitativa del cicloturismo nella nostra regione, che passerà attraverso l'elaborazione che è avvenuta, ma la divulgazione e l'implementazione di una carta dei servizi. Grazie. Buongiorno anche da parte mia. Completo un po' questa esposizione con un'azione operativa portata avanti dalla Regione che serve a dare diciamo, concretezza a questa strategia, portando, appunto, cercando di trovare quel giusto coinvolgimento tra la parte pubblica e la parte privata della filiera turistica. Sto parlando della carta dei servizi per il turismo in bicicletta. Mi devo presentare, ok. Sì, come diceva giustamente il dottor Sisto, io mi chiamo Diego Gallo, faccio parte di uno spin-off dell'Università di Padova che si chiama Etifor, e per conto della Regione da diverso tempo seguiamo le progettualità legate al turismo in bicicletta da un punto di vista turistico. Ecco. Mi sono occupato di gestione di crediti di prodotto, piani di gestione del prodotto turistico tipo la Treviso Stiglia e poi anche lavori di affiancamento con le destinazioni. Comunque riguardo a questo progetto specifico, il significato, ecco, di questa iniziativa vuole essere quella di cercare di alzare gli standard fondamentalmente. Da un lato mettere in relazione il mondo dell'impresa, di chi fa turismo, della complessa filiera che garantisce i servizi per il turismo in bicicletta,
e mettere in relazione quindi la filiera di chi offre i servizi con la parte pubblica che deve garantire le infrastrutture e poi il funzionamento di tutti quegli intricati servizi che devono garantire la fruibilità del territorio fondamentalmente. Quindi a partire, abbiamo fatto un'azione di benchmark con 3 realtà straniere forti, la realtà tedesca del Bed and Bike, la realtà di Bike Hotel del Südtirol e poi la Francia. Rispetto alla Francia una riflessione va fatta da questo punto di vista, perché quando abbiamo intrapreso la nostra strategia di sviluppo regionale, la Francia era ai nostri livelli, diciamo, come qualità di servizi, come offerta e quant'altro. Dopo 10 anni dopo 10 anni la Francia ha ingranato la marcia e ci ha veramente sorpassati. La lezione che abbiamo appreso è che la capacità organizzativa di un sistema turistico rende competitivo il territorio e la destinazione. Più si ha la capacità di migliorare i servizi organizzativi e più, diciamo, arrivano i risultati. Comunque, fatto il confronto, diciamo, di queste realtà straniere e intervistato alcune persone influenti, ecco, che hanno molta esperienza su questo argomento, questa è stata la traccia con la quale poi abbiamo lavorato con attività partecipative con appunto gli operatori specializzati delle reti di impresa. E questo ha portato quindi alla definizione di una gamma di servizi. Prima di scriverli abbiamo chiesto alla responsabile turismo della DFC, l'associazione tedesca appunto del fenomeno della ciclabilità e del cicloturismo, di venire in Italia a vedere cosa combinano questi club di prodotto per fare una sorta di mystery guest, insomma, ecco. E quindi in una settimana di tempo abbiamo fatto questa attività e poi alla fine abbiamo appunto definito dei requisiti di qualità. Quindi il materiale vuole essere materiale divulgativo, lo trovate all'ingresso se la cosa vi interessa. Quindi l'abbiamo sintetizzato in queste matrici. Quindi i diversi servizi che compongono il prodotto turistico sono stati divisi in diversi requisiti, quindi adesso vedrete in cima requisiti strutturali dell'alimentazione, del benessere, eccetera, eccetera. Poi abbiamo individuato le diverse tipologie di imprese che offrono i servizi e per ciascuna tipologia di impresa internamente si è cercato di dare un'importanza ai diversi servizi offerti. Quindi per la Regione Veneto, per l'offerta turistica regionale, alcuni requisiti sono necessari, altri sono complementari o accessori e altri sono di poca importanza, in riferimento però alle diverse specifiche di servizi offerti. Quindi questi riguardano i servizi strutturali, i requisiti di sicurezza e manutenzione della bicicletta. Ecco, per quanto riguarda forse i requisiti strutturali vale la pena immaginare lo spazio vitale del prodotto, cioè la pista ciclabile di per sé non è un prodotto, è un buffer di almeno 10 km che ruota attorno, cioè che circonda un percorso a dar vita appunto alla ciclabilità. Quindi i requisiti relativi alla sicurezza e alla manutenzione della bicicletta, sicurezza per i furti, ecco. Requisiti legati al benessere del ciclista. Anche qui è interessante vedere come negli ultimi 10 anni sia aumentato il numero di servizi richiesti e come appunto stia aumentando sempre più le aspettative da parte del turista rispetto a questi aspetti. Quindi benessere del ciclista, poi anche il trasporto, l'intermodalità, soprattutto laddove il prodotto si fa viaggio. E qui sappiamo che nel mercato ci sono 3 tipologie di viaggio, ci sono i percorsi ad anello, i percorsi a margherita e i percorsi lineari. E io dico sempre una battuta, mi capita un po' per esperienza, che generalmente l'amministratore locale vuole i percorsi ad anello, che l'albergatore vuole le margherite e che il turista fa i viaggi. Il mercato cerca viaggi e questi viaggi hanno successo se abbiamo però dei servizi da garantire loro, come appunto la possibilità di rientrare alla base. Temi legati all'alimentazione, temi legati al noleggio, anche qui è interessante, 5 anni fa, 6 anni fa nelle destinazioni Veneto era un problema trovare noleggi di biciclette di qualità per poter fare viaggi, escursioni, era un limite forte. Oggi non è più così, fortunatamente, ci sono numerose imprese, numerose aziende che offrono anche servizi sempre più di attenzione.
Ricordo la sfida di mettere i pneumatici antiforatura lungo le spiagge venete e convincere gli operatori che fanno il noleggio di usare appunto certi tipi di pneumatici. Quindi insomma la cosa sta un po' crescendo. Non è secondaria la tematica della tecnologia, soprattutto nell'ottica di biciclette sempre più tecnologiche, come abbiamo sentito prima. E infine l'aspetto della informazione e comunicazione, dove qui forse le strutture ricettive hanno un ruolo un po' secondario rispetto a altre tipologie di servizi. Ecco. Quindi la carta di servizi la potete trovare all'ingresso se volete consultarla, se volete diffonderla presso i vostri operatori. Dopo l'estate sì, la Regione attiverà un sistema di coinvolgimento delle destinazioni prima e dei club di prodotto per arrivare poi a una maggiore diffusione, ecco, di questo. E in conclusione possiamo dire quindi che dopo questi 10 anni di esperienza di strategia del cicloturismo abbiamo capito che prima viene la ciclabilità e poi viene il turismo. Però il turismo è soggetto e il mondo dell'associazionismo è complemento oggetto, e non viceversa. Che il cicloturismo è un turismo di territorio e quindi è complesso, abbiamo detto, ed è importante organizzare le destinazioni, che non basta fare piste ciclabili, meglio sarebbe importante farle bene intanto. Comunque una volta fatta la pista ciclabile, di per sé non è un prodotto turistico, bisogna organizzare il prodotto e in definitiva il cicloturismo è un osso duro. Quindi chi opera, quando si fa il turista si percepisce una cosa, una realtà, quando si fa i turistici e si lavora su questa cosa si sa che abbiamo di fronte insomma, delle sfide complesse. Ecco. Grazie.